Siamo a Matera, sta calando la sera, siamo nella parte più nuova della città, centinaia di metri dalla parte più vecchia, i cosiddetti sassi. E qui alle mie spalle, su questo pino, ogni sera tutti i falchi grillai della città vengono a dormire. Circa 1 migliaio di questi falchi ogni sera si raggruppa qui per trascorrere la notte. Ma perché tutti i falchi scelgono questo posto, quest'unico pino, per passare la notte? Ecco, vedete, c'è un gran traffico la sera ed è proprio questo il motivo. Questo gran numero di macchine circolando fa sì che la temperatura qui sia un po' più elevata rispetto al resto della città. Trascorrere la notte qui significa un risparmio energetico e per loro è molto importante. Un altro elemento che fa sì che tutti i falchi scelgano questo dormitorio è perché questo funziona come punto di scambio di informazioni. I falchi che durante la giornata hanno trovato più cibo, domani mattina saranno i primi a partire e a guidare tutti gli altri nei posti dove c'è un maggior numero di prede. Tra le steppe aspre, quasi spoglie di vegetazione arborea della Murgia Materana, nel cuore della Basilicata, i falchi grillai volano instancabili durante tutto il giorno, in un incessante andirivieni tra le praterie e l'insediamento urbano dei Sassi. Il paesaggio è inciso da profonde gole, antichi e spettacolari solchi negli strati calcarei del territorio, meglio conosciuti come gravine. I corsi d'acqua superficiali, pur non essendo abbondanti, contribuiscono a variare il paesaggio, rendendolo profondamente suggestivo. Siamo sulla Gravina e in fondo, a un centinaio di metri, scorre il torrente Gravina. E questo è il luogo dove molti uccelli vengono a cacciare e a mangiare. E tra questi in particolare viene il falco grillaio. Il grillaio è un piccolo falco, il più piccolo che vive in Italia. Ha una lunghezza di circa 30 cm per un'apertura alare di 70 cm. È una specie migratrice, giunge da noi a marzo-aprile, trascorre qui tutta la primavera, si riproduce per poi ripartire per i suoi quartieri di svernamento che sono a sud del Sahara, in Africa, alla fine dell'estate, in settembre più o meno. Qui, sull'altopiano della Gravina, si possono osservare uccelli insettivori che da punti sopraelevati controllano il territorio circostante per catturare le prede. Il grillaio presenta un evidente dimorfismo sessuale. Il maschio è leggermente più piccolo della femmina e ha la testa e la coda di color grigio-bluastro. Il suo dorso è color mattone senza nessuna striatura.
Mentre la femmina non ha appunto il grigio sulla testa e sulla coda, è tutta marrone uniforme con evidenti barrature brunastre. Ha una raffinata e molto efficace tecnica di caccia, basata in particolare sulla sua grande potenza muscolare, sulla sua vista acutissima e sulla sua capacità di librarsi immobile in aria, sospeso dalle correnti ascensionali, nella cosiddetta posizione dello Spirito Santo, sottostante e, una volta individuata la preda, di calare velocissimo in picchiata per catturarla. Cavalletti, grilli, qualche altro insetto volante o qualche volta anche lucertole o più raramente anche piccoli mammiferi. Appena giungono dall'Africa, i grillai formano le coppie e la coppia rimane unita per tutto il periodo riproduttivo. I grillai, cioè, sono monogami. La popolazione europea del falco grillaio ha subito un drammatico calo numerico tra gli anni 70 e gli anni 90, diminuendo del 90%. Attualmente in Europa si calcola che siano presenti tra le 12.000 e le 18.000 coppie, il 25% delle quali nidifica in Italia, soprattutto in Basilicata e in Puglia, tra le 3.500 e le 4.000 coppie. In minor numero sono presenti in Sicilia circa 400-500 coppie e in Sardegna 100-200 coppie. Per l'Unione Europea questa specie è a rischio di estinzione e quindi bisogna tutelarla. La Basilicata, nella zona tra la città di Matera e il paese di Montescaglioso, può vantare la presenza della colonia più numerosa di falco grillaio. Matera, con i suoi sassi, il sasso caveoso e il sasso barisano e le sue case scavate nel tufo, è una città sospesa tra passato e presente. I sassi sono stati testimoni della presenza umana sin dalla preistoria e oggi sono considerati, assieme alle spettacolari murge che li circondano, area protetta, grazie all'istituzione nel 1990 del Parco delle Murge Materane. Dal 1993, inoltre, sono stati inseriti dall'UNESCO nell'elenco dei siti Patrimonio dell'Umanità. Siamo nella città storica di Matera, la parte più antica, i cosiddetti sassi. Qui una casa è inserita nell'altra e ci sono case addirittura nelle grotte. L'insediamento umano all'interno dei sassi ha avuto varie vicissitudini, finché intorno agli anni 50 sono state quasi completamente abbandonate dai cittadini di Matera. Una testimonianza di questo lo abbiamo con le foto di Mario Tommaselli, un noto naturalista e ambientalista locale.